Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta tonno extra gusto mare blu 6 per 80 grammi a 3,99 €. Latte UHT parzialmente scremato Podda 4 per 1 litro a 3,49 €. Biscotti Balocco, fagottini o gocciolotti 700 grammi a 2,29 €. Olio Evo Dante Terre Antiche 750 ml a 4,59 €. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meris, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché, questa volta con il notiziario, le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi parlando di turismo inclusivo perché Barissardo, Tertenia e Tortolì stanno proprio puntando su questo tipo di turismo inclusivo e accessibile. I 3 comuni ogliastrini hanno aderito al progetto promosso dalla Regione per favorire un modello di accoglienza più sostenibile e fruibile da tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità e mobilità ridotta. Nei giorni scorsi nella sala riunioni del comune di Tortolì si è svolto un incontro informativo rivolto agli stakeholder del territorio, seguito da tavoli di coprogettazione finalizzati alla definizione delle proposte da candidare a finanziamenti regionali. Nel frattempo i comuni di Barissardo e Tertenia hanno avviato le manifestazioni di interesse per coinvolgere enti del terzo settore, associazioni e operatori economici nella costruzione delle proposte progettuali. Le candidature potranno essere presentate entro il 15 giugno il comune di Tertenia, al 25 giugno invece per Barissardo. Il bando prevede contributi compresi tra 300.000 e 800.000 euro per ciascun progetto. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità delle spiagge e dei servizi turistici attraverso interventi concreti come la realizzazione di aree di sosta attrezzate, punti informativi e di assistenza, passerelle e rampe per facilitare l'accesso al mare, oltre alla creazione di una rete di accoglienza dotata di personale e attrezzature dedicate.
Andiamo avanti ora, andiamo su Tortolì. Ancora un incidente stradale in uno degli incroci più problematici. È accaduto ieri pomeriggio, poco prima del 16, tra via Sarrabus e via Sicilia, teatro negli ultimi anni di numerosi episodi analoghi. Secondo la ricostruzione, un Audi A3 proveniente da via Sicilia, non rispettando lo stop, ha travolto una Mercedes classe A condotta da un 65enne che stava percorrendo in quel momento via Sarrabus. L'impatto è stato violento e ha provocato l'apertura dell'airbag della Mercedes. Nonostante i danni ai veicoli e il forte spavento, fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica. L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza dell'incrocio. I residenti segnalano da tempo criticità legate a sia il mancato rispetto della segnaletica di stop da parte di troppi conducenti distratti, sia la ridotta visibilità spesso compromessa dalla presenza di veicoli parcheggiati in prossimità dell'incrocio. Più volte è stato chiesto agli enti competenti di intervenire con il rifacimento della segnaletica orizzontale e l'installazione di uno specchio parabolico, misure ritenute necessarie per ridurre il rischio di nuovi incidenti in un punto considerato particolarmente pericoloso. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Lanusei. L'istituto comprensivo conquista il podio nazionale delle Energiadi. La competizione è riservata alle scuole del primo ciclo che promuove sostenibilità, partecipazione e produzione di energia attraverso il coinvolgimento degli studenti e della comunità. La scuola di Astrina ha chiuso la manifestazione al terzo posto in Italia con oltre 34.600 watt oro al termine di una straordinaria rimonta. Fino a venerdì infatti l'istituto era fuori dalle prime 3 posizioni, ma grazie a un'ultima fase particolarmente intensa e partecipata è riuscito a scalare la classifica conquistando la medaglia di bronzo. Un risultato che premia il lavoro di squadra di studenti, docenti, famiglie e volontari, protagonisti di una vera maratona energetica che ha trasformato la scuola in una centrale di energia elettrica e sociale. Attraverso speciali e-bike i partecipanti hanno prodotto energia sfruttando la forza del movimento, contribuendo al punteggio finale della competizione. Quando abbiamo iniziato questa avventura non immaginavamo certo una medaglia, raccontano dall'istituto, volevamo semplicemente accendere partecipazione, entusiasmo e voglia di stare insieme. Invece, pedalata dopo pedalata, abbiamo costruito qualcosa di straordinario. Andiamo avanti, ci spostiamo a Villa Grande, appuntamento con l'arte e la cultura questo pomeriggio alle 17:30. L'aula consiliare del comune ospiterà la presentazione del volume La longevità dell'arte pittorica di Maria Sciortino, dedicato al percorso artistico e umano della pittrice. L'incontro si aprirà con i saluti del sindaco Alessio Seoni e proseguirà con momenti di lettura, dialogo e confronto con l'autrice. È previsto un approfondimento sull'opera di Maria Sciortino, curato appunto dall'autrice Gisella Rubiu, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi e delle peculiarità della produzione artistica raccontata nel libro. Andiamo avanti, ci spostiamo a Lanusei, 70 appuntamenti immersi nella natura e tra letture, laboratori, spettacoli, musica e attività all'aria aperta. Da oggi a domenica il Bosco Seleni di Lanusei ospita la terza edizione di Ridda Selvaggia, il festival di letteratura per l'infanzia promosso dal comune e ideato dalla cooperativa Tutte Storie. Per 3 giorni il Bosco diventerà un grande spazio di immaginazione condivisa dove racconti, arte, teatro, scienza e scoperta della natura si incontrano in un'esperienza pensata per coinvolgere bambine, bambini, famiglie appassionati di tutte le età. L'inaugurazione è in programma oggi alle 17 con i saluti del sindaco Davide Burchi, dell'assessore alla cultura Maria Tegas e degli organizzatori del festival. A seguire letture animate, incontri dedicati all'educazione in natura e laboratori creativi. La giornata di sabato sarà il cuore della manifestazione con attività distribuite dal mattino fino a tarda sera tra sentieri, radure e spazi allestiti nel bosco. Domenica il programma prosegue con nuove esplorazioni, laboratori dedicati agli ecosistemi naturali, attività artistiche e percorsi per famiglie, fino alla chiusura prevista alle 18. Un appuntamento insomma che conferma il Bosco Seleni come uno dei luoghi simbolo della cultura per l'infanzia, capace di unire educazione, creatività e valorizzazione del patrimonio culturale.
Chiudiamo ora trasferendoci ad Arzana perché torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alle tradizioni e alle risorse del territorio. Sabato 13 e domenica 14 giugno si svolgerà la 21esima edizione delle Erbe del Gennargentu, manifestazione che unisce cultura, gastronomia, musica, valorizzazione del patrimonio naturalistico della montagna ogliastrina. Il programma prenderà il via sabato alle 17:30 con l'inaugurazione delle mostre allestite negli spazi espositivi del paese tra fotografia, pittura e le opere di Antonio Aregoini e Maria Ausilia Marongiu. Alle 18 spazio all'approfondimento scientifico con il convegno dedicato alla storia delle erbe medicinali del Gennargentu che vedrà protagonista il professor Mauro Ballero. Dalle 20 apriranno le tradizionali cantine arzanesi animate da musica itinerante e spettacoli che accompagneranno i visitatori lungo il percorso enogastronomico. Domenica la manifestazione entra nel vivo con un'escursione sul Gennargentu alla scoperta delle erbe medicinali guidate dal professor Ballero e dal dottor Raffaele Sestu. Alle 10 riapriranno le cantine, mentre alle 13 sarà possibile partecipare al pranzo tipico negli ovili del Gennargentu arzanese. A chiudere la manifestazione il concerto di Beppe Dettori della sua band in programma alle 20 è presentato da Ottavio Niedu. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo lunedì con la rassegna stampa, grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A lunedì, buon fine settimana a tutti e a tutte.